rumore l'auditorium di Sant'Artemio in occasione dell'iniziativa promossa dalla CGIL di Treviso per mettere al centro del dibattito pubblico il corpo delle donne. Il corpo mi appartiene, il titolo dell'assemblea fortemente voluta dal coordinamento politiche di genere della Camera di Lavoro di Treviso. Continuare un percorso già iniziato rispetto alla concezione di genere all'interno di questa società, della nostra società, in particolar modo oggi riguarda quella che è la concezione del corpo della donna, che di cui il femminicidio è solamente l'atto finale, quindi in realtà tutta la questione che ruota attorno al concetto di corpo femminile parte dal linguaggio, dalla modalità di approccio all'interno della società, all'interno dei modi del mondo del lavoro e di tutti gli ambienti che uomini e donne frequentano. Ripartire dalla comunicazione, un'occasione, quella promossa dal sindacato, per fermarsi a riflettere. Aiutare la nostra platea e noi stessi a iniziare un percorso rispetto a quella che è la concezione di corpo, la concezione di linguaggio e per cercare di iniziare un cambiamento culturale necessario. Un cambiamento che deve partire dal basso per sradicare un'intera storia culturale, spesso a sfondo patriarcale e di cui il femminicidio è solo la punta dell'iceberg. Cambiamento che deve partire dall'ascolto dei ragazzi. Non c'è bisogno di qualcosa di più profondo che vada a muovere quelle che sono le incrostazioni che sono dentro i rapporti interpersonali e familiari. Occorre un'azione profonda e l'educazione sessuale che i consultori hanno fatto nelle scuole ha avuto questi obiettivi.